3, 2, 1, via! Partiti anche in questo momento con questa gara, naturalmente che ci porta su a transitare sotto la torre dell'orologio e ci porta verso il piazza Foro Boario, dove naturalmente transiteranno poi sul ponte raggiungendo via Casoni. Eccoli, in questo momento vediamo che c'è Avio che sta tirando in modo prepotente, se ne sta correndo in modo prepotente, sta guadagnando la corsa. Eccoci qua, vediamo che c'è proprio in questo momento c'è Avio che sta proprio in testa alla corsa. In questo momento hanno attraversato il ponte sul Meschio, adesso stanno per arrivare al secondo ponte, quello di via Paietta. Eccoli sul tratto stradale, ecco che adesso stanno per affrontare proprio l'innesco del ponticello in questo momento. Adesso raggiungono il pavé di via Paietta, sempre in corsa. C'è un po' di stanchezza nel gruppo che in questo momento comunque ha creato un grandissimo distacco rispetto agli immediati inseguitori. In questo momento eccoli su via Martiri della Libertà, quindi transiteranno per la prima volta. Eccoli qua che li vediamo transitare sempre in solitaria in testa al gruppo. Li vediamo naturalmente salire su via, li vediamo transitare quasi in piazza Flaminio, sono oramai in piazza Flaminio. Vediamo intanto transitare le altre squadre ecco che adesso affrontano la salita, stanno per affrontare la salita l'inizio di via Roma per poi mettersi su via Piai. Passano il Museo del Cenedese, momento critico in questo momento, quindi l'ultimo tratto di salita abbastanza complicato. In questo momento si trovano proprio su via Piai, sul tratto abbastanza difficile, l'ultima salita che li porterà fino al Giardino Segreto. Vediamo un vantaggio notevole rispetto agli immediati inseguitori. Sempre loro in testa, questo duo di testa che sta guadagnando le ultime case di via Piai fino a raggiungere, lo ricordiamo, l'incrocio con via, dove c'è posto il Giardino Segreto. Eccoli qua che noi in questo momento li vediamo grazie al drone, sono proprio all'altezza della parte retrostante del teatro da Ponte, su quella che è la loggia dove siamo in postazione di regia con la tenda TV. Ecco che siamo al Giardino Segreto, adesso stanno per scollinare, fra poco giungeranno alla torre dell'orologio, tratto in discesa abbastanza pericoloso, quindi adesso devono tenere bene la botte per evitare che ci sia un rischio che rischino naturalmente di perdere la botte in questa fase abbastanza complicata. Stanno per raggiungere in questo momento la torre dell'orologio, ecco, sono sulla strettoia, la parte finale delle carceri. Eccoli adesso, sono proprio all'altezza di piazza Tiziano Vecellio. Eccoli Avio sempre in testa, vince da solo con un grandissimo distacco Avio, che in questo momento ha fatto una cavalcata di quelle incredibili. Adesso aspettiamo di vedere chi c'è in seconda posizione. Intanto vediamo i ragazzi di Avio festeggiare, giustamente una bellissima gara, una bellissima cavalcata in
solitaria. Eccoli, adesso vediamo tutta una serie di diverse botti in questo momento che stanno scendendo per via Piai. Vediamo, eccoli qua, in questo momento vediamo se non sbaglio Maggiora in questo momento che sta venendo avanti, eccoli qua, Cavriana e poi Refrontolo, eccoli qua che stanno naturalmente spingendo, e poi arriva Maggiora, Vittorio Veneto e Santa Venerina, eccoli, c'è anche il gruppo che arriva di Brentino Belluno, una grande faticata in questo momento, vedo arrivare anche quelli di Fregona, e quindi direi che in questo momento abbiamo concluso questa gara, una vera e propria cavalcata da parte di Avio, che ha fatto veramente una bellissima gara, ha staccato tutti quanti, e poi il resto sono arrivati abbastanza ravvicinati, quindi una vittoria combattuta con un grande distacco da parte di Avio.